Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, ragazzi, siamo a Brno e purtroppo ho perso la pole per pochissimo, 51 millesimi e sono le mezzanotte e 50, quindi fioi, siamo sempre là, io cerco di parlare il più forte possibile, ma non posso urlare perché sennò mi buttano giù la casa a suon di sassate. Comunque devo dire che da quando ho messo la fisica pro Brno come Assen non è più una gara strasicura, eh? Eh sì, non capisco il perché, ma è così. L'obiettivo comunque è stare davanti a Marquez, che è lui, diciamo, il pretendente numero uno. C'è Lorenzo e Rossi che comunque possono rientrare. Cioè io hanno le prime, incredibile. L'altro anno ho fallito a Brno e qua ho perso il titolo mondiale, l'altro anno. Buon internazio, questo è un po' un internazio comandiano di quelli belli proprio. Hashtag internazio comandiano, vai. Mara Rossi, va sì, però, cioè, Rossi sta scappando. Comunque con la fisica pro è bellissimo perché ancora di più non c'è nulla di sicuro. Comunque tanti mi chiedete di andare in un'altra moto, mi avete chiesto di andare in un'altra moto, appena vinco in Ducati con la moto italiana e pilota italiano vado da un'altra parte. Ma adesso finché non vinco io sto qua. Io sto a chi e voi ambogazzo state. Spero di risolvere un giorno il discorso dei live di YouTube perché è vergognoso quello che è successo. Cioè, non so, roba che non sta né in cielo e né in terra. L'ex. No, ecco, guarda. Ecco l'errore. Però non può metterci 2 ore, dai, però vabbè. Non può metterci 2 ore per aprire una miscela, vaffanculo. Niente da fare. Burnout sta diventando una maledizione con la Ducati. Devo fare una rimonta stratosferica. Tensione pure ragazzi di Repubblica Ceca, dove è pieno di zoccolette comendiane che vogliono il manubrio del cume. Derapata. Perdono ancora posizioni, cume, Dio santo, sveglia. È dura raga, è molto dura. Voglio recuperare il terreno Marchetto secondo. Marchetto secondo purtroppo. Oh yes, oh yes. Perfetto, very good. Wow job, wow job, wow job. Dai comandino, dai comandino. Settimo posto, siamo molto indietro. Santo, che errore che ho fatto. Accidenti a me con la fisica però. Rossi sta scappando via comunque, sono contento che almeno Rossi ruba punti a Marquez. Però io devo avvicinarmi. Attenzione, cosa fa Dovizioso? Si guarda le ascelle ancora, madonna, ma... Non ho mica capito, questo. Noi vogliamo la rimonta epica del Kuma. Vogliamo la rimonta epica, l'Epicas. Siamo molto vicini, a parte Rossi che è in fuga, ma posso anche arrivare secondo, l'importante è stare davanti a Marchetto. Quella è l'unica cosa che conta in questo mondo, beffardo e curioso. Mamma mia che lotta, mamma che bella lotta. Bella sta gara, fioi. Ciao Iannone, ciao Patatone. E il Cume torna secondo, e il Cume torna secondo. E si può andare a prendere anche Rossi se vuole. Il Cume può tutto, fioi, se vuole il Cume può tutto. Giro comunque incredibile, ho perso la pole, se penso che ho perso la pole per così poco, ed è la seconda volta che perdo la pole a Brno così, ai danni di Marchetto Marquez. Vediamo se riesco a conquistare almeno il fastest, vai di fastest. Penso di sì, figlio, penso che è un grande fastest, ho fatto un giro strepitoso. Dai come, però non voglio rischiare troppo, figlio. Giro record di veneziano ragazzi, fastest lap del Kuma. A me va bene anche il secondo posto, quindi non rischierò niente, ve lo dico già raga. Non voglio rischiare neanche una curva. No, eccola qua che già rischio. Mamma mia, ho sentito veramente il joystick vibrare come un vibratore di tori, cazzo. Rossi può anche scappare via, non mi interessa. La lotta è su Marquez in questo istante.
Guardate le tifose del Cume ceche della Repubblica Ceca, mamma mia che belle che sono tutte quante con le tettone al vento con scritto Love Cume e sposami Cume, vai fuori. Ricordo sempre l'account Instagram commenda_veneziano e niente, siamo qua pronti a dominare. Vai Cume, spingi sto catorcio. Tutti i catorci infernali, lo sapete ragazzi. No? Mamma mia però, veramente sta Ducati è ingovernabile, però è ingovernable proprio. Non è che non siamo lontani dai rossi, eh? Ho paura però, ho paura. Ho paura, dai che potrei fare un capolavoro mitico. Però non voglio buttarlo giù, come non buttarlo giù ti prego. Come? Attenzione all'internazzo, tutti col fiato sospeso, tutti col fiato sospeso. Il Cume forse si prende la prima posizione, il Cume forse se la prende. No, Rossi ce la fa, no, non ce la fa, non ce la fa. E il Cume vince, yes! Grandissima vittoria ragazzi, grandissima vittoria. Grande Cume. Raga, scusate, mi ho fatto una foto per una cosa che ci sarà più avanti, comunque grandissimo veneziano, più 25 su Marquez, vittoria no fondamentale di più, veramente ho fatto un'impresa qua, gara perfetta, pulita, un comendone in grandissimo spogliore a Brno, sì, io sto a chi, io sto a chi. Ora che la tensione della gara è Very passata, good, ragazzi, pole position a Silverstone, grande pole e voglio stare davanti a Marquez, questo è l'obiettivo per ipotecare qualcosa di bello. Partite. E siamo qui. Era durissima tenere la prima posizione perché è dura, sento vicino al titolo, anche se in realtà mancano ancora tantissime gare. Ma è proprio il primo giro il più pericoloso, Silverstone, con le cadute e le robe. Andiamo di stare tranquilli, bravissimo come l'ha presa bene, bravo. Guarda Marquez subito, porco, guardalo. No, non passi, sta sporco. Spallate tra Marchetto e Veneziano. Attacca un po' più tardi il Cume, anche se era primo, rischio incalcolabile, ma il Cume affronta benissimo. Dai, questa curva pericolosissima in qualifica mi ha dato qualche grattacapo. Marquez ci prova, però adesso qua, se andava giù Marquez era colpa mia, cioè lui mi entra così, cioè io devo appoggiarmi, non posso non appoggiarmi. Meno male è andata bene, ma non può sempre andare bene, io questo lo voglio dire, non voglio salvarmi, dopo ci sarà chi è capace di fare video senza mai tamponare nessuno, complimenti. Ecco, stai calmo, come che va bene anche così. Ecco, mi sopra in tanto. Adesso cominciano a girarmi i coglioni, però, una cosa un po' troppo ufficiale. Sti. Bravo. Dai, il podio minimo comunque, Il podio è proprio il minimo sindacale. Ci vuole una bella caduta di Marquez, ma chiaramente non per colpa mia. Con la caduta di Marquez sarebbe il sogno, the dream proprio, the dream. Marquez è prima e Marquez vuole rosicchiare, lo vedi proprio che la faccia di uno che vuole rosicchiare punti. Ma io sono il Cume, e come può recuperare. Questa è una curva favorevole. Perfetto, dai. Che bello però che non ci sono gare scontate, a parte forse Catalogna, che proprio là, se fossero tipo 20 Catalogna, sono 20 vittorie consecutive. Lorenzo, giro record, intanto non è questo il giro che conta, mamma mia, scodata pura. Il Cume comunque è pittura, il Cume è pittura. Very good, Cume, very good. Questa è la storia di un porco distratto che adesso supera Marquez e anche Lorenzo. Dai che secondo giro con la nostra di solito, dai. Marquez si è guardato le ascelle, intanto non capisco perché intanto si guardano le ascelle, è una cosa curiosa. E lì dopo da vicino il bug non c'è mai quello del primo posto, o comunque di chi è davanti a me. Più si allontanano e più si vede tipo la moto doppia a sto punto, come su MotoGP 14, dai, stesso bug, stessa cagata della milestone. Faccio
C'è tensione comunque, perché Lorenzo e Marquez hanno un passo migliore, questo lo dobbiamo dire, insomma, cioè, è abbastanza oggettivo. Però il Kuma di solito nel cilindro l'ultima carta per l'ultimo giro. E comunque Marquez è secondo e Lorenzo deve vincere, questo è importantissimo. La Marquez però sta combinando qua, però, ecco, se può guardare Marquez è riuscito ad andare fuori, bravo, bravo. Lorenzo, buttalo fuori, buttalo fuori. Ok. Vediamo chi conquista il fastest, perché questo è il giro del fastest. Il giro è un po' così. Allora, adesso Marquez è primo purtroppo. No, giro record purtroppo non è del Kuma. Bravo Lorenzo. Dai Lori, ti induro, ti induro. Ti induro, Lori, ti induro. Come si sta avvicinando, c'è Bagar davanti, c'è Bagar. Tensione alle stelle, poi hashtag le stagioni del Kuma sono epiche, c'è poco da fare, guarda. Posso avere mille difetti, a sbagliare curve, ammazzare la gente, però le stagioni sono tirate tutte, cazzo. C'era anche una minima possibilità e ci provo, ragazzi, ve lo dico. Qua la prendo lunga. Qua l'ho presa lunga, Dio santo. Forse mi gioco le possibilità di una possibilità, scusate il gioco di parole, ma... lungo anche qua, lungo. Adesso stare anche attenti ai cordoli, all'erba. Ci sto provando, infatti mi stanno recuperando. Ho fatto un terzo giro di merda, ho fatto. Sì. Un brutto terzo giro. Vabbè. Stanno recuperando anche dietro. Ma vado anche lungo ancora, niente. Va bene che il terzo posto, va bene. Addio Marquez, sta superando. No! Oh, cosa ha fatto Marquez? Dai Lorenzo! Bravo Lori! Non ci credo. Dovizioso mi ha rubato la... Non ci... Ma Dovizioso non stai lottando per niente. Dai, Dovi però. Guarda quel coglione di Dovizioso. Dio sa. È proprio una cagata. Peccato, siamo ancora primi, ma meno 18, ho perso un po' di punti. Raga, solo per il comandone veneziano ho buttato via un podio, ma siamo ancora primi nella lotta mondiale. Ciao!